Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi riprendo un po' il tema del non sbagliamo anima. Perché questo? Perché ultimamente vedo su YouTube gente che profeti di comunicatori, grandi, come si dice, esponenti mass mediatici, anchorman del tubo e quant'altro, che stanno sminuendo un po' l'importanza dell'anima gemella e anche e la chiamano addirittura fiamma gemella. Quindi il vostro Marietto Veneziano ha deciso di scendere in campo con queste pillole, però prima di fare questo il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegara Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e Telegram e anche in Telegram, perché alle 20:30 lunedì sera il Degara Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito, siete tutti invitati, siamo già a 170 e mi raccomando attivate la campanella per essere sempre informati sulle nuove pillole del vostro Marietto Veneziano, che sapete ci tiene che voi le vediate. Bene, iniziamo subito questa pillola un po' arrogante, un pochettino sbarazzina e un pochettino anche incavolata. Perché? Perché vedo questi profeti, questi personaggi che incominciano a dire guardate che l'anima gemella, anche se non la trovate in questa incarnazione, non è proprio come si dice, una tragedia. E invece no, cari miei, perché ad esempio se voi andate in alcuni istituti dove ci sono persone gravemente malate e gravemente lese e voi vi rendete conto della fortuna che noi abbiamo in questo momento storico di poter avere le informazioni, le conoscenze e la forza sia fisica, psichica, mentale e anche la volontà di cercare la nostra anima gemella e di capire la propria importanza, perché l'anima gemella è la base su cui si fonda tutto il cosmo, cioè l'amore. Senza anima gemella noi non possiamo tornare a casa alla Keter e quindi l'albero della vita non avrebbe senso. Quindi che senso ha per alcuni comunicatori dire che non è importante avvicinarsi, cercare con tutte le proprie forze e volontà l'anima gemella? E non è vero che nella prossima vita la si rincontra, certo che la si rincontra, come no, però una cosa è incontrarla sani di mente, pieni di volontà di ricercarla, una cosa magari in una possibilità di disabilità mentale e fisica, e quindi chiaramente si sta lì nel purgatorio, magari che la propria anima gemella è a fianco di casa e vive una sua vita che nella vita precedentemente vissuta avremmo potuto magari sfruttare quei momenti per andarla a cercare in un momento in cui eravamo fisicamente preparati e psicologicamente forti. Quindi cari miei, non ascoltate quei predicatori di sventura, perché questo è ancora un aggettivo un po' elegante, perché vi vogliono in un certo senso travisare. L'anima gemella è la cosa più importante che noi potremo incontrare nella nostra vita e praticamente dobbiamo unirci assolutamente. È vero però che per ignoranza e per mancanza di conoscenza e per karma, chiamatelo poi come volete, per giustificare, molte volte noi o non la sposiamo o magari ci andiamo molto vicino o magari non sappiamo neanche che esiste. In più sentiamo certi, come si dice, predicatori di sventura che dicono guardate, fa niente, anche se questa vita non la sposate, non vi unite all'anima gemella, sicuramente la incontrerete la prossima volta. Oppure dicono nelle altre vite siete stati già insieme. Allora, prima di tutto, se voi avete già avuto un rapporto con la vostra anima gemella nella vita precedente e sapevate che era un'anima gemella, per forza di cosa siete dei cabalisti, per il semplice fatto che la cosa più importante per un cabalista è trovare la propria anima gemella e rifare il percorso a ritroso per tornare all'anima prima, no? E già questo è importante. E poi l'anima gemella è tutto quello che noi aneliamo nella nostra vita, consciamente e anche inconsciamente. Tutti cercano l'amore, ma l'amore non è altro che l'anima gemella, tutto il resto sono dei puri surrogati, pura spuria che il sistema ci impone, no? Sapete, quei cerotti per chiudere la falla in una diga, cioè praticamente aria fritta. Bene cari amici, il vostro Marietto è finito qui, questa pillola un pochettino arrogante, un pochettino aggressiva, però ci sta perché bisogna insomma dare un metro alle persone che stanno veramente cercando l'anima gemella e dargli un'importanza. Il vostro Marietto vi ha sempre consigliato i circuiti radionici anche dell'amore universale, così da attirare persone affini a voi e chiaramente si spera sempre nell'anima gemella. Oppure riti propiziatori
o propositivi in quella direzione. Comunque questo lo vedremo in altre pillole. Per il momento il vostro Marietto vi saluta, vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale del Degare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!